Essere genitori significa compiere un miracolo. Quando sono diventata mamma per la prima volta mi sono sentita uguale a Dio. Essere genitore per me significa prima di tutto aver ricevuto un dono grandissimo e insieme una grande responsabilità. Un salto nel vuoto, un gesto un po' incosciente, però sicuramente un gesto che giorno dopo giorno ripaga. Non è solamente educare, ma cercare di far realizzare ai propri figli quello che li rende felici, in modo che possano trovare la loro strada, la loro via. Essere genitori significa coccolare un figlio quando ha paura del buio, farlo star bene quando ha la febbre, prenderlo in braccio e tenerlo stretto al cuore quando ha avuto una giornata brutta, difficile. Per me significa essere sentinella, essere sempre presente nei momenti importanti dei figli e parlare con loro di tutto. Diventare genitori significa sperimentare una felicità smisurata ed entrare a far parte di quel processo della creazione potentissimo, anche se in misura piccolissima. Significa anche esserci fin dal primo giorno e diventare responsabili della creatura che ti viene affidata, quindi seguirlo nella sua crescita ogni giorno. Trovare un amore incondizionato, proprio è la natura che detta questa cosa, è una legge alla quale non puoi assolutamente contrastare, perché il tuo cuore è in maniera incondizionata colmo di questo amore. Vuol dire, senza rendersene troppo conto, ricominciare ogni giorno. Mettere al mondo qualcuno che è un'altra possibilità, proprio una fortuna che la vita ti dà, non è un merito. Io non penso che la figura del genitore possa cambiare nel tempo, nel senso che i rapporti e i valori, e la cura, l'amore, l'affetto sono sempre quelli del passato. È un continuo mettersi in gioco e quindi è anche come vivere tante vite insieme, e questo vale per ciascuno dei figli, perché ogni figlio è estremamente diverso dall'altro e ogni volta non c'è una ricetta, una soluzione che valga per gli altri, quindi per noi genitori davvero è la possibilità di vivere tante vite insieme in una, perché si cambia prospettiva ogni volta e ci si arricchisce con la prospettiva dei figli. Con il crescere impariamo a conoscere le loro debolezze, le loro insicurezze, vedere che qualcuno ha i tuoi stessi dubbi, le tue stesse difficoltà o paure, ma nonostante questo prova lo stesso a fare del suo meglio, prova a darti tutto quello che può. Per me dà ancora più spessore. Il ruolo del genitore cambia perché cambiamo noi persone, cambiano le situazioni. Noi cresciamo, maturiamo, i figli maturano, instaurano relazioni che non sono più solo quelle familiari, ma con gli amici, nel mondo della scuola, nel mondo dello sport, e quindi ci troviamo a gestire situazioni sempre nuove. La figura del genitore nel tempo cambia. All'inizio è la figura che accudisce, la figura che ti accompagna, la figura che ti cresce, che ti nutre. Poi piano piano è quella che ti guida, ti insegna attraverso il proprio esempio i valori veri della vita, quelli che ti accompagneranno per la vita. Ad essere libero nel rispetto degli altri però. Si cerca sempre di accudirli, di custodirli, di allevarli bene, di dargli un'istruzione. Dopo man mano cresce come voi, cresce come tutti. Le tre cose che contribuiscono a formare un bel rapporto con il proprio figlio sono l'amore, La sincerità, L'accoglienza, Saper spiegare i no, motivare le proprie scelte, esserci e non delegare. E poi c'è la stima. E fiducia, la naturalezza di un buon dialogo, la complicità
la capacità di chiedersi scusa e anche quella di ridere, di farsi grassi risate insieme. La volontà di capire l'altro, la volontà di farsi capire. Insegnare la gratitudine. Il credere, dal credere nell'altro, dalla fiducia che si ha. E dirigerei l'attenzione alle loro situazioni anche personali, non invadenti ma attenti.